Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, veloce a Stecca Dimar con accanto Balsamo Leone, poi Aria Pink, quindi ancora Prince GS, non ha girato bene Vasterbo Sky High, punta in avanti Balsamo Leone che va a chiedere strada a Stecca Dimar e sembra poter passare al completamento dei primi 200 metri di corsa in 16,1. E così Balsamo Leone in vantaggio, in seconda posizione Numero rimane 7, il Stecca Diablo Dimar, LL, squalificato, Ambio. che precede Aria Pink, quindi Prince CS, Vasterbo Sky High, Caribalilla e Camelot Terre, mentre non si è messo mai in camminata il Diablo LL. 31,2 i primi 400 di corsa, la fila indiana, con Balsamo Leone che continua a guidare liberamente. Michela Rossi che una volta presa la testa può amministrare il vantaggio ottenuto. Porta a casa 600 metri in 47,7 sul piede dell'1,19,5. La mossa esterna è quella di Vasterbo Sky High che si sposta dalla quinta posizione in corda e inizia a risalire trascinandosi Caribalilla. 1, 3 e 4 per i primi 800 metri di corsa, Balsamo Leone in vantaggio, di fuori Vasterbo Sky High, alla corda rimane a Stecca Dimar che precede Aria Pink, poi Caribalilla in seconda pariglia, quindi Prince CS, Camelot Terra alla retroguardia. 1,18,9 il primo chilometro da parte di Balsamo Leone che continua da leader in maniera indisturbata. Non arriva ancora al suo fianco Vasterbo Sky High quando manca un giro alla fine. La frazione sulla retta è in 14,6. 1,33,5 i primi 1200 metri di corsa. Balsamo Leone in vantaggio, Stecca Dimar nella sua scia, poi sempre di fuori Vasterbo Sky High, quindi Caribalilla, sempre in difficoltà invece Aria Pink, con il suo esterno Prince CS e Camelot Terre a chiudere. Continua in vantaggio Balsamo Leone, nessuno gli arriva a destra e così il leader può continuare ad andare in mano. Sempre a Stecca Dimar nella scia del battistrada, di fuori da tempo c'è Vasterbo Sky High, la mossa in terza ruota da parte di Caribalilla che si trascina Prince CS. Metà della curva conclusiva, si accelera ora con Balsamo Leone che prova a fuggire dai rivali, guadagna 1,5 ad Stecca Dimar, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo Balsamo Leone è in vantaggio su Stecca Dimar, Vasterbo Sky High e Caribalilla. Balsamo Leone nel finale stacca la compagnia, viene a vincere nettamente. Per l'esultanza di Michela Rossi, dispersione per Balsamo Leone al secondo posto a Stecca Dimar, per il terzo sono vicini Caribalilla e Vasterbo Sky High, finiti in foto. 1,16,7 il ragguaglio, 29,4 gli ultimi 400 metri di corsa. Tutto facile per Balsamo Leone, il cost to cost vincente. Salvatore Valentino è l'allenatore del Sauro da Nesta F, di cui Michela Rossi è ovviamente proprietaria, trattandosi di una corsa per gentleman proprietari. Successo netto del Sauro da Nesta F, Balsamo Leone, Michela Rossi.